Eccoci con Giorgio Rizzetto, direttore sportivo del Portogruaro Calcio. Oggi una sconfitta pesante sotto l'aspetto numerico, un 5-1, che però secondo me il Portogruaro non ha giocato male e ha giocato forse appena al di sotto delle sue possibilità, ma comunque forse era l'avversario troppo forte oggi. Per crescere dobbiamo passare attraverso queste partite. Okay. Abbiamo trovato un Porto Mansuè molto più pronto di noi, abbiamo trovato un Porto Mansuè molto più cattivo di noi, abbiamo trovato un Porto Mansuè che sa cosa vuol fare. Okay. Oggi Portogruaro da parte sua sta crescendo, sta lavorando, ci vuole un po' di tempo per sistemare di nuovo alcuni equilibri, però al di là del risultato ho visto delle cose molto positive. Sì, perché si diceva prima un 5-1, però è andato quasi sempre tutto bene, quando sono andati in porta sono quasi sempre andati in gol. Noi di contro, insomma, un 2-3 interventi quasi miracolosi il portiere avversario li ha fatti, ci ha quasi illuso del gol e invece ci è arrivato. Perciò una partita che va appunto, come ha detto lei, esaminata, ma non è da buttare via. Non da buttare via, però da prendere esempio sotto il punto di vista della personalità, ripeto, e della cattiveria. Il Porto Mansuè con ogni azione offensiva che faceva diventava pericoloso oppure faceva gol, quindi dobbiamo lavorare sotto lo E rispetto a noi, almeno dai spalti, si è visto che loro hanno sbagliato quasi niente come fraseggi, passaggi, noi qualcosetta lì dobbiamo migliorare. Chiuso questo capitolo qua, la Coppa di solito si dice quando va male che serve per il campionato. Domenica è la prima di campionato, si va contro la Milanese. Con che spirito ci andiamo? Lavoreremo per andarci con lo spirito giusto, per affrontare un campionato che sarà molto faticoso e duro, vista la qualità delle squadre che si sono attrezzate per affrontare l'annata, e credo che il Portogruaro dirà la sua.